Riprende il torneo Maselli e si è appena conclusa la prima partita della prima giornata tra Durex e Papere. Le Durex hanno vinto 5-3 trascinati da un grande Vasaturo che entra dalla panchina e cambia la partita. Un tuo commento sulla partita, Raffaele? Sì, effettivamente non è il merito mio, ma è di tutta la squadra, perché i Durex rispetto all'anno scorso hanno fatto dei passi da gigante e oggi la squadra c'è tutta. Non è solo merito di Vasaturo, dell'altro Svaldo, di chi ha fatto gol, ma è il merito di tutta la squadra che è stata in campo fino all'ultimo minuto. Questi Durex appunto, che certo non è la prima edizione che partecipano, sono dei veterani del torneo che hanno mantenuto la loro ossatura, però hanno anche fatto degli innesti vincenti. Come giudichi la tua squadra in vista di questo torneo? Io credo che c'è una crescita generale, come dicevo prima, e per questo torneo possiamo puntare molto in alto sicuramente. I Durex si sono sempre fermati agli ottavi di finale, questa volta riuscirete ad andare più avanti? Io spero in una semifinale sicuramente, poi tutto è da vedere. Va bene, ti ringrazio, grazie. Ciao. Si è appena conclusa la partita tra Durex e Papere, siamo qui con le Papere che oggi hanno perso 5-3, una sconfitta forse anche inaspettata per Capitano Mangini, Rotondo e Francesco Girardi. Michele, un commento sulla partita? Ma insomma non ci aspettavamo così agguerriti rispetto al torneo scorso. Noi eravamo in emergenza, per cui abbiamo avuto delle difficoltà. Abbiamo giocato malissimo. Di impostare, non abbiamo giocato male davanti. Comunque. E poi hanno fatto dei gol. Notare che ha detto non abbiamo giocato male davanti perché ha giocato lui di punta, vorrei far notare, si è messo il voto da solo. Senza fare un gol. Stefano, una sconfitta inaspettata, li avete sottovalutati gli avversari, un brutto errore. Semplicemente abbiamo giocato noi male, non è che abbiamo sottovalutato. Ma cosa è mancato oggi, Stefano? Cosa è mancato? È mancato un po' di lucidità. E poi abbiamo iniziato a sbagliare anche passaggi elementari, tutta la squadra, non ci trovavamo, non abbiamo girato e abbiamo perso per questo. Troppo nervosismo in campo anche tra di voi? Ho visto un po' di polemica da bordo campo. Vabbè, ma quella un po' non fa niente, il problema è ci può anche stare, se giochi male. Ma mancava tutta la difesa, che non è che... Queste Papere in emergenza, c'è tanto potenziale per il proseguo del torneo. Se eravamo al completo e perdevamo là era diciamo un po', là era un po' più scocciante, però eravamo in emergenza, ci può stare. Vabbè, parlando di cose serie, vogliamo fare una menzione allo sponsor delle Papere, Posillipo 1930. Se vesti bene vesti Posillipo 1930. Posti. Fatti non fosse. Non ti paga più si taglieranno tutto. Si è accorto che è dicono che l'azienda voglia interrompere il rapporto di partnership con questa squadra. Scegliere un partner italiano. Ma perché Michele era quando ha iniziato a giocare qua lo vuole Ralph Lauren, Gucci, Gautier, Ferré, Dior. Si punta sempre più in alto. Abbiamo assunto un general manager appositamente per questo. Bravi ragazzi, allora forza Papere, in bocca al lupo per il prosieguo. Speriamo. Bravi ragazzi, grazie. Si è appena conclusa la partita tra gli FC Chalet e la squadra torneo. Siamo qui con Gianluca De Biase, decisivo per il pareggio. C'è qualcuno che si lamenta. Gli avversari si lamentano. Gli avversari si lamentano. Gianluca, sei stato decisivo per questo pareggio, un commento sulla partita? Sì, è stata una partita combattuta, loro diciamo tecnicamente erano superiori a noi, però alla fine il pareggio è stato il risultato giusto. Gianluca De Biase, l'edizione scorsa non era in rosa con gli Chalet, no. Quest'anno possiamo dire un acquisto determinante per questa squadra. Sì, con altri innesti possiamo lottare per le fasi finali in modo... Anche perché oggi c'erano parecchi assenze, se non mi sbaglio, quindi voglio dire, e se il potenziale c'è, adesso bisogna vedere questa squadra dove arriverà. Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano sicuramente. Magari ripetere quell'edizione che avete vinto il torneo, riportare la Coppa a casa. Sì. Ti ringrazio Gianluca, grazie, grazie. Ciao. Appena conclusa la partita tra Cani Sciolti e la squadra di Peppe Orlando. Cani Sciolti, una vittoria sofferta per 2-1. Ragazzi, grazie Bocchetti, vai a giocare a pallone. Io chiederei un commento della partita a Marano, uomo della partita, 2 gol. Facci un commento sulla partita. Perché hai detto sofferta? Perché un 2-1 è un risultato stretto.
Quadruffo. Sarà difficile, loro correvano più di noi. Guarda come una sola cosa, petto. Ragazzi, seriamente. Abbiamo vinto 7 persone. Ciao, pure per apposta, mancavano pure 7 persone, allora mi sono stati pure fortunati, dicono. Ne mancavano anche a noi però. Anche voi avete i vostri assenti. Capitan Lannino, dov'è Capitan Lannino? Cizita, Lannino, Simone Papagno, Ciccio Cuomo. Vabbè ragazzi, non è una gara a chi è più assente, è una gara a chi ha fatto più gol. Voi avete vinto, avete detto anche pochi gol. Come mai questa sterilità offensiva? È capitato, abbiamo dominato tutta la partita, che vogliamo fare più? Insomma, i cani sciolti riprendono da dove avevano terminato lo scorso di torneo, vincendo. E questo è importante. Puntate alla doppietta? Va bene ragazzi, grazie. Dedichiamo la vittoria a Gustavo. Dedichiamo la vittoria a Gustavo, nostro amico. Grazie. Si è appena conclusa la partita tra la squadra dell'organizzatore Maselli, lo Sparta Chiaia e Real Cagnacci, una new entry di questo torneo. Siamo qui con due protagonisti della gara. È vero, perché 2 edizioni fa avete partecipato con un altro nome. Abbiamo fatto 0 vittorie 2 edizioni fa. Quest'anno invece già avete eguagliato il record, insomma, già avete fatto qualche punto. La dedichiamo al mister. Ma è un video, È un video, è un'intervista. Mister ragione che si scusa. Volessi fare complimento giornalista per la telecamera, qual è la domanda? Questo ci mettono a disposizione e questo si inizia. Non si dicono grandi. Grazie, partita, ottima. Questa vittoria è dedicata alla futura sposa del tempo. Bella partita, a parte Maselli, bella partita e ci siamo Maselli un po' polemico in campo. Un bel torneo, squadre competitivo, sportivo, ci piace. Abbiamo già fatto meglio dell'anno scorso e continueremo. E questo è già un risultato. Perfetto, conciso. Grazie. Si è appena conclusa la partita tra Atletico Micatanto e Atletico Pere e Pere. Ha vinto il Micatanto per 3-1 e qui abbiamo due personaggi che confermano che le bandiere nel calcio non esistono più. Guglielmo Esposito e Checco Chianese cambiano squadra ma tornano più vincenti che mai. Guarda, ti devo interrompere perché questa dichiarazione ci lascia un attimo. Ragazzi, l'edizione scorsa eravate rivali, adesso giocate con la maglia dell'Atletico. È stato regolare mercato estivo. A noi è piaciuto il programma del progetto di Andrea. Il dirigente Andrea Di Giorgio. Un progetto vincente, quindi salutiamo il dirigente, organizzatore, portiere, difensore, accompagnatore, portaghiaccio. Andrea mi aveva detto che praticamente Francesco era prossimo a firmare il contratto. Non è vero, ve l'ho mandato entrambi a tutti e due contemporaneamente. Vabbè, perché noi ci vedete muoviamo l'orario, vedete noi siamo i gemelli del gol. Tutto mercato web segnalava Guglielmo Esposito come ruolo tutto campista. E oggi ha fatto addirittura gol. Vogliamo ingaggiare pure Gennaro. Bell'acquisto Gennaro Sarnataro, devo dire. Maselli. Poi a quel punto l'Atletico se ne va e rimane solo la parte buona dei Vamos e la parte buona dell'Atletico. Il rapporto 6-2. la fusione. Comunque vogliamo dedicare questa vittoria a Andrea Di Giorgio che ci ha acquistato. L'unica cosa che non vi siete presi da Vamos è il portiere, chissà perché. Chissà perché. Una merda. Ragazzi, un commento sulla partita. Allora, è stata una partita combattuta, tra due squadre che volevano vincere. Abbiamo avuto ragione noi perché siamo stati più bravi a fare gol. Grazie sicuramente a Francesco che ha sbloccato la partita e insomma grazie anche alla squadra che alla fine mi ha permesso di siglare. Ma comunque c'è stata una sinergia abbastanza sentita di tutta la squadra, siamo riusciti a capirci. I due nuovi acquisti si sono inseriti subito nello scacchiere di Mister Di Giorgio. Sono anni che giochiamo insieme, io conosco lui conosce me. È un meccanismo già oliato. C'è un buon feeling, c'è un ottimo feeling. Vabbè, non è che finisce giocate solo voi due e gli altri difendono. No, mai, la squadra è sempre composta da un petto. Si sta immedesimando nella nuova bandiera dell'Atletico. Comunque voglio dire solo una cosa, forza Atletico Micatanto. Forza Napoli. Grazie. Tornano le brutte persone al torneo Maselli da finaliste di 2 edizioni fa. Siamo qui con Alessandro Agnello e Luca Pastore, due bandiere di questa squadra che hanno appena vinto 1-0 la partita contro la squadra di Bile e Garolla. Un commento al capitano Agnello. Primo tempo di fuoco, secondo tempo abbiamo accusato un poco il calo fisico e abbiamo subito solamente, però nel primo tempo siamo stati perfetti, abbiamo fatto anche un'azione iniziale, antologia del calcio. Luca, raccontaci il tuo gol, dicono da manuale del calcio. Sì, un'azione ben costruita, assist di Ale, palla al centro dietro e appoggiata in porta. Ma dicono che Agnello sia efficace anche in fase realizzativa, confermi? Grande bombe. Ragazzi, ma tutte le partite saranno così sofferte come quella di oggi? Auguriamo di no. Spero proprio di no, anche perché oggi mancavano 3 pilastri della squadra. Caiano, mettiamo braccia a Varano e Mies, ma mancava soprattutto queste brutte persone puntano di nuovo alla finale? Assolutamente sì. Grazie ragazzi. Con uno scudiero del genere per forza. Grazie ragazzi. No, vinci, bravo. Rifacciamo. Una partita delusa perché... Da partita chi è deluso? L'arbitro. Che c'ha pizzimo l'arbitro? La prima partita con lo sport Chiaia, al torneo Ah, non è lo sport. Perché... parliamo. Vai, cosa è successo?